Uno dei tanti servizi che Veneto Agricoltura dà al mondo imprenditoriale regionale è quello di dargli in mano il prima possibile i dati sull'andamento congiunturale, come si dice, cioè come è andata l'annata. Lo facciamo all'inizio dell'anno e i dati definitivi, come sempre, verso metà giugno. Quest'anno si parla di 5,5 miliardi di euro di fatturato, meno 2,2%, ma l'export è andato molto bene, 6 miliardi, circa il 12,4%. PIL nel 2015 è cresciuto dello 0,8%, quindi un certo movimento, insomma, un po' di movimento economico c'è. Regolarmente in termini di produzione, lo si vede dalle produzioni diminuite, mais, soia e barbabietola. Abbiamo un calo delle aziende in generalizzato nell'agricoltura dovuto a una ristrutturazione che è in atto già da diverso tempo, che prevede quindi un accorpamento in aziende più grosse per essere più competitivi comunque sia nei mercati nazionali che sia quelli esteri, quindi è un trend che stiamo vedendo già da diverso tempo. Fortunatamente la nostra agricoltura ancora sta dando tanto a questo Veneto, 5 miliardi e mezzo di prodotto lordo vendibile, comunque con una grande agroindustria che è alle spalle, che ne porta altri 6 miliardi con un aumento anche delle esportazioni, quindi i dati positivi ci sono e quindi quei dati positivi soprattutto nei settori vitivinicolo, che è quello nostro ormai di eccellenza, ma ahimè però ci sono anche dei dati di controtendenza in alcuni settori di cui abbiamo spesso parlato in questo periodo, che sono quelli del lattiero caseario, della carne e dell'ortofrutta, che ancora in questo momento versano in condizioni, diciamo, di difficoltà dovute ai prezzi dei prodotti che sono come quello del latte, che sono legati ai mercati europei e internazionali. È in questo momento in atto una trasformazione nel nostro mondo agricolo, cioè le imprese sono sempre più competitive, devono strutturarsi, noi li stiamo assistendo come Regione Veneto, essendo i primi comunque come dati nei pagamenti sia della PAC e sia comunque nel piano di sviluppo rurale, in cui noi abbiamo messo a disposizione già in quest'anno 330 milioni nei nostri bandi, quindi stiamo assistendo le nostre imprese. Ricordo ad esempio il bando giovani con più di 1000 ragazzi che sono avvicinati con 40.000 euro di fondo perduto a un'impresa agricola. Abbiamo i bandi sull'innovazione, sulla promozione di prodotti lattiero caseario, le nostre DOP, le nostre DOC nel Veneto. Abbiamo messo 500.000 euro ad esempio solo per i formaggi e quindi noi le nostre azioni le stiamo facendo. È chiaro che non possiamo dare supporto sui prezzi dei prodotti agricoli che ahimè sono legati al mercato internazionale. Abbiamo visto una controtendenza adesso nel 2016 per quanto riguarda il mais, siamo fiduciosi su altri prodotti primari visto che la nostra agroindustria va molto bene. Speriamo che i nostri imprenditori veneti dell'agroindustria, questo è un appello, acquistino, prima di acquistare all'estero, acquistino le materie prime dei nostri produttori agricoli. Dall'altra parte sul latte ricordo la cooperazione, ma anche in altri settori le OP, le organizzazioni di professionali che sul mercato ortofrutticoli, sulle produzioni del radicchio o delle nostre DOP appunto del veronese per quanto riguarda le pesche eccetera, stanno dando un grande supporto. Dove gli agricoltori fanno sistema, dove sono all'interno della cooperazione, la cooperazione salva l'agricoltore dando anche dei prezzi diversi rispetto ad essere nel mercato libero. Signori, buongiorno. Come ringrazio l'assessore Panna per la presentazione, come ringrazio il dottor Censori per la presentazione che ha fatto su questo rapporto 2015. L'ingegnere Alberto Negro è il nuovo direttore generale di Veneto Agricoltura. Abbiamo sentito l'assessore, dice spingete sull'innovazione, e allora lei cosa si propone di fare? Beh, l'innovazione è sicuramente l'elemento, la mission che questa nuova agenzia porta anche nel nome, perché Agenzia Veneto per l'innovazione e dello sviluppo primario ce l'ha proprio nel DNA. Adesso vogliamo leggere attentamente quella che è la legge che la settimana scorsa è stata deliberata dalla Giunta. Comunque l'innovazione è sicuramente un elemento che deve aiutarci a far crescere il settore agroalimentare nel Veneto,
portando quelle che sono le conoscenze nei poli di ricerca verso gli utilizzatori, che sono quelli che poi hanno bisogno di poterle mettere in pratica. Con Veneto Agricoltura in mezzo a queste due realtà, che deve metterle in contatto, in collegamento e validare quelle che sono le ricerche. Ecco, mai più si sarebbe aspettato di finire in un'azienda del settore primario, quindi un'azienda di sapore antico, tutto l'agricoltura, ma di grande ottica verso il futuro. Assolutamente sì, io vengo dalle aziende dal settore privato, non avrei mai pensato di arrivare qua, ma questa è una nuova sfida, è un challenge che ho voluto cogliere e sono onorato di essere qua in questi giorni per cominciare a prendere possesso di quello che sarà il mio lavoro futuro in questo mandato di 3 anni e aiutare questa struttura con le mie competenze, con la mia professionalità a portare avanti quelli che sono gli obiettivi che la Giunta regionale ci dà.